Venezia si ripopola e l'amministrazione comunale torna a parlare di ingressi su prenotazione e varchi elettronici. Dalla prossima estate dunque potrebbero cambiare molte cose per i turisti. L'obiettivo è fare in modo che ci sia un turismo controllato, sostenibile, qualificato magari per controllare appunto gli accessi e quindi non avere quel turismo di massa che vediamo adesso. Nei prossimi mesi cercheremo di sperimentare questa iniziativa, questo programma negli uffici comunali del Tronchetto e a Ca' Farsetti e poi insomma si spera che anche magari liberati dalla pandemia di iniziare a controllare gli accessi agli ingressi della città. Una decisione che arriva sulla base di quanto sta accadendo in questi giorni con le calli intasate. Chi vuole venire a Venezia deve prenotarsi e chi viene anche da fuori Veneto deve dare appunto un contributo per accedere, che poi sarà variabile e molto dipenderà dalle zone diciamo a bollino rosso, ovvero le zone magari sotto le festività, il Redentore, la Salute, insomma tutte le giornate calde diciamo per il turismo e mentre un contributo minore invece per le altre giornate durante l'anno. Dal pagamento saranno esentati i veneti, i residenti, i pendolari e una serie di categorie ancora da definire. Ma la prenotazione resta obbligatoria per tutti, anche con un sistema di app e QR code. Eppure la capogruppo PD del comune, Monica Sambo, sostiene che in 6 anni l'amministrazione non abbia avviato alcun piano di gestione. Il comune, dichiara, ha ricevuto innumerevoli risorse statali per la gestione e la programmazione del turismo. Basta ricordare i 10 milioni del patto per Venezia. Purtroppo, conclude Sambo, la giunta ha deciso di destinarli ad altre funzioni, come ad esempio i milioni di euro dirottati sul salone nautico. È stato uno dei punti cardine dell'accordo elettorale fatto anche lo scorso anno con il sindaco Brugnaro, quindi io penso che adesso nei prossimi anni si lavorerà in questa direzione. Non è una cosa immediata, c'è stata anche la pandemia che ha fermato un po' l'introduzione del contributo d'accesso perché doveva entrare in vigore lo scorso anno, quindi adesso penso che sperando di superare presto la pandemia si possa entrare in vigore con queste misure.